Una banda familiare dedita alle rapine nelle case, ai distributori di benzina, alle farmacie e allo spaccio di droga è stata sgominata dai carabinieri di Crotone che hanno arrestato 14 persone e scoperto gli autori di un tentato omicidio e di un attentato intimidatorio ai danni dell'assessore del comune di Cutro, Carletto Squillace. A quest'ultimo fu fatta saltare l'auto per scoraggiare una sua eventuale collaborazione con i carabinieri in occasione di un tentato furto di materiale informatico. La banda, secondo l'accusa, era guidata da Vito Martino, già in carcere per associazione mafiosa. Un giovane, Flavio Avolio, di 25 anni, di Serra San Bruno, è morto mentre stava effettuando una battuta di pesca subacquea alla marina di Pizzo Calabro, cittadina turistica sulla costa vibonese, intorno alle 12 di ieri. A dare l'allarme sono stati i suoi familiari, non vedendolo ritornare a casa. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto, i sommozzatori, il 118 e la squadra subacquea dei Vigili del Fuoco per cercare di estrarre il corpo del giovane incastrato tra gli scogli. Il recupero è stato arduo e ha richiesto diverse ore. Vasta operazione della polizia giudiziaria condotta dalla questura di Cosenza che nella notte ha rintracciato ed arrestato 5 pregiudicati, fra cui una donna. Eugenio Di Puppo, 46 anni, la convivente Regina Toscano, 43, Eugenio Bruni, 46, Pasquale Bruni, 44 e Giacomo Sena, 46 anni. Le imputazioni contestate sono il concorso in estorsione aggravata. I 5 fermati avrebbero minacciato di gravi ritorsioni la proprietaria di un ristorante di Paola che richiedeva a 2 degli arrestati il pagamento di diverse quote mensili di fitto mai pagate per un importo complessivo di circa 45.000 euro. Il campo rom di Lamezia Terme è stato sottoposto a sequestro preventivo d'urgenza su disposizione della Procura e dovrà essere sgomberato entro 30 giorni dalla convalida del provvedimento, che è in corso di esecuzione da parte dei carabinieri. Al momento non si registrano problemi di ordine pubblico. Nel campo vivono circa 800 persone che sono state denunciate per concorso in invasione di terreni e di edifici pubblici e abusivismo edilizio. Tra l'altro nel campo non c'erano le condizioni igienico minime ed era stata realizzata una discarica vicino all'ospedale. Apparteniamo a quei meridionali che tengono tanto all'unità d'Italia, anche se avrebbero preferito fosse stata fatta un po' meglio. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, intervenendo a Crotone alla cerimonia per i festeggiamenti dedicati ai 150 anni dell'unità d'Italia. La manifestazione si è svolta ieri nell'area in cui sorge il monumento ai fratelli Attilio ed Emilio Bandiera, uno dei luoghi della memoria scelti dal Comitato Nazionale Istituto per i festeggiamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Intanto ieri i Vigili del Fuoco di Crotone hanno srotolato durante un'esercitazione una grande bandiera in piazza Resistenza. Saranno illustrati in una conferenza congiunta tra il governatore Scopelliti e i 3 responsabili degli aeroporti calabresi i dettagli dell'accordo quadro tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ENAC, l'ENAV, la Regione Calabria e le società di gestione degli scali calabresi, che hanno firmato un protocollo d'intesa per investimenti destinati a opere di adeguamento e potenziamento funzionali degli aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria. Il protocollo, che aggiorna le risorse disponibili e riunisce in un unico documento 2 precedenti accordi del 2009, prevede un totale di circa 180 milioni di euro. Si sta delineando concretamente la possibilità della costruzione di un nuovo ospedale a Catanzaro, destinato a sostituire il vecchio Pugliese Ciaccio come hub regionale. In particolare i tecnici hanno effettuato anche un sopralluogo a Germaneto, nell'area indicata dal comune di Catanzaro come possibile location della struttura. Il piano di rientro prevede 3 hub in Calabria, Catanzaro, Reggio e Cosenza, ma l'ospedale pugliese è stato sottoposto qualche anno fa a sequestro giudiziario per carenze legate al possesso dei requisiti di sicurezza. Da qui l'accordo di programma del 2007 da Regione e Ministero per costruire una nuova struttura che adesso si sta concretizzando.